Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Cominciamo una nuova settimana insieme, lunedì 22 novembre, sono le 12 in punto, ma su questo non c'erano dubbi. Siamo puntualissimi e rimarremo con voi puntualissimi fino alle 13:30, quindi un'ora e mezzo come al solito, insomma, condita con notizie, informazioni, attualità, ma anche i servizi dei nostri colleghi per riassumere magari le notizie più importanti delle ore scorse, però insomma tante notizie che invece arrivano anche proprio dalle ultime ore, dagli ultimi istanti, legate soprattutto alla pandemia, e poi ci collegheremo con i nostri colleghi fuori dallo studio, andremo nelle varie città del nord-est, andremo anche a Trieste, insomma cercheremo un po' di raccontarvi tutto quello che sta accadendo, e sta accadendo anche che il tempo sta cambiando, questo insomma l'avete visto anche voi, e c'è il primo assaggio d'inverno, già qualche nevicata, in particolare attorno ai 1500 metri di quota. Questo dovrebbe essere insomma un po' l'andamento della settimana, che inizia con questo tempo instabile, tante nubi, insomma anche a nord-est sarà un po' così, e direi anche domani, martedì, tempo instabile no, con un po' di sole, ecco, dalle nostre parti, quindi domani potrebbe andare meglio per quanto riguarda proprio la giornata. I numeri del Covid, numeri che continuano ad aumentare in modo importante, si dice, però è anche vero che non c'è stato un altrettanto importante impatto sugli ospedali, questo dice Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Gimbe, quindi numeri che sono aumentati da 2500 casi settimanali, siamo passati a oltre 10.000, però appunto non c'è questo enorme impatto sugli ospedali, la dimostrazione quindi che la protezione offerta dai vaccini, soprattutto sulla malattia grave, sta funzionando in maniera egregia, quindi non è che protegge del tutto dal contagio, ma protegge in maniera importante dai casi gravi, quindi da uno sviluppo della malattia che può diventare grave e costringere al ricovero. Sappiamo tutti che dopo 6 mesi la protezione comincia a diminuire, dobbiamo riuscire a convincere gli indecisi che non hanno ancora fatto nemmeno una dose, e poi dobbiamo accelerare con le terze dosi. C'è un aumento dei nuovi vaccinati, e questo insomma è un po' il riassunto che possiamo fare, poi ovviamente approfondiremo ancora. A proposito di ospedali, a proposito di Covid, tra l'altro arriva una notizia anche dall'ULSS 7 di Bassano, perché da oggi sono attivi altri 10 posti letto per pazienti Covid al San Bassiano, quindi la situazione insomma ha un po' indotto la direzione dell'ULSS 7 a prendere questa decisione. Numero di pazienti Covid quindi che aumentando i posti letto riservati porterà però alla riduzione, alla rimodulazione di altre attività. Sentiamo il servizio di Vanessa Banzato. Sta preoccupando e non poco l'aumento dei casi Covid positivi anche nell'ULSS 7 Pedemontana. A oggi sono 30 i pazienti ricoverati in area non critica, 5 nella terapia intensiva nei 2 ospedali di Bassano e Sant'Orso. A livello regionale, nelle ultime 24 ore si è registrato un calo di nuovi positivi, scesi dai 1928 di sabato ai 1261 di domenica. Ma per far fronte all'incremento dei ricoveri, l'azienda sanitaria pedemontana attiverà da lunedì 10 nuovi posti letto per pazienti Covid all'ospedale di Bassano del Grappa. Questi si aggiungono ai 10 già attivati a inizio settembre, per un totale di 20, in parallelo ai 24 posti letto Covid all'ospedale di Sant'Orso e ai 10 posti letto Covid all'ospedale di Comunità di Marostica. Il provvedimento arriva a pochi giorni dall'attivazione di 6 ulteriori posti letto in terapia intensiva, 3 per presidio ospedaliero. I nuovi posti letto al San Bassiano saranno collocati sempre nell'ala sud, al 10° piano, assieme ai 10 già presenti. Questo ha comportato il trasferimento della medicina specialistica al 6° piano, accanto alla neurologia, con una riduzione di 8 posti letto complessivi tra gastroenterologia e nefrologia. Inoltre, per garantire il personale infermieristico e OS necessario ad assistere gli ulteriori pazienti Covid,
Sempre da lunedì saranno temporaneamente chiusi i posti letto per le attività di week surgery, con le conseguenti rimodulazioni e riduzioni delle sedute operatorie. L'attività di week surgery proseguirà comunque, seppur con ritmi ridotti, utilizzando gli altri posti letto dell'area chirurgica. Arrivano anche, per esempio, dal Friuli Venezia Giulia notizie che invece lì i contagi starebbero rallentando, il picco sarebbe vicino, poi ovviamente da verificare questo. Insomma, diciamo che più in generale invece il numero dei contagiati sta continuando a salire, un aumento costante in Veneto e anche nella Marca, perché nella Marca trevigiana si torna a superare quota 200 nuovi positivi in 24 ore e sale, anche se di poco, nella Marca il numero delle persone ricoverate. Siamo stati a Bassano, abbiamo visto che da oggi aprono 10 nuovi posti letto per i malati di Covid. Allora invece facciamo adesso il punto della situazione nel Trevigiano. Sono 204 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore nella Marca. I contagi continuano a salire, anche se la situazione sul fronte ricoveri rimane sotto controllo. Oggi siamo 76 ricoverati, ieri eravamo 75, è entrata una nuova persona. I malati infettivi del distretto di Treviso, ovviamente non vaccinata. Il rischio di passare nella fascia gialla è sempre presente. I positivi sono tantissimi, questo sì, però sono dei positivi che per fortuna nostra non manifestano assolutamente sintomi, perché altrimenti a colpi di 200-250 al giorno voi capite se qualcuno, se tanti avessero i sintomi come la prima o la seconda ondata, noi andremo in default con gli ospedali. Cosa che non succede proprio perché la gente è vaccinata. Intanto molte sono le persone che nella Marca stanno continuando a prenotare la terza dose. La scorsa settimana si è registrato davvero un boom di prenotazioni. Ne abbiamo circa 3.000 che si sono prenotati, però devo dire che continua questa onda, quindi significa che la gente si sta rendendo conto che facendo la terza dose si stanno immunizzando, cioè si stanno immunizzando in modo tale da evitare di contrarre il Covid. In continuo aumento il Covid anche nelle scuole, sono oltre 120 le classi in quarantena, spiega il direttore generale Benazzi. La diffusione qui è davvero veloce, mentre continuano le code interminabili per poter effettuare il tampone in tutti i centri e nelle farmacie. Abbiamo tantissime persone che ovviamente vanno a fare i tamponi, ecco il perché delle lunghe code, tantissimi, e sono tantissimi, 4.000, 5.000 tamponi al giorno, cioè cose dalla prima ondata o dalla seconda ondata, che invece sono positivi per poter rientrare a scuola, fare sport nelle palestre, eccetera, vengono a farsi il tampone. Quindi abbiamo veramente una miriade di persone. I prossimi giorni saranno importanti per valutare l'andamento dei contagi e per capire cosa accadrà a Natale. Tra poco andremo a Venezia, intanto insomma questa è la situazione con un aumento netto delle vaccinazioni, comprese le terze dosi, però c'è sempre la frangia di chi protesta, di chi invece non è, di chi è contrario. E soprattutto a Padova sappiamo ci sono state numerose proteste negli scorsi sabati soprattutto. L'ultima versione è quella formato famiglia, ci dice Chiara Gaiani, cioè in pratica i No Green Pass si sono dati appuntamento al portello e poi hanno fatto un viaggio lungo i canali della città. Vediamo. Il corteo nel pomeriggio, la nuova piazza della protesta No Green Pass diventa il portello, da dove ha preso il via poco dopo le 13 il giro lungo i canali della città sul Sant'Agostino. Una cinquantina le persone, molti bambini, che si sono godute il pomeriggio di novembre vedendo la città di Padova da un'altra prospettiva. Un cartello si alza tra quanti siedono, mascherine indossate, qualche attimo di discussione al momento dell'imbarco per uno degli aderenti al movimento che, certificato alla mano, chiede di salire senza mascherina. Se tu non usi la mascherina non puoi salire. Beh, allora devi chiamare la polizia e devo avere Mi dispiace, ma io ho avuto l'invito da parte delle forze dell'ordine di consegnare solo chi ha la mascherina o bambini sotto una certa soglia d'età. Esatto. Ben arrivato, benvenuto a bordo, signori, buongiorno. Buongiorno signora, benvenuta a bordo. A dare indicazioni precise gli agenti della questura che avevano compiuto un sopralluogo prima dell'arrivo dei manifestanti. Dal
Dal portello alle porte contarine e da qui poi il trasferimento in piazza Garibaldi, da dove si è snodato il corteo con centinaia di partecipanti che dopo circa un'ora e mezza di percorso è tornato al portello per i comizi finali, con il pensiero già alle iniziative in cantiere per la prossima settimana. Dunque numeri che, dicevo, salgono per quanto riguarda i contagi e anche l'allarme che arriva per esempio dall'Associazione degli Anestesisti, perché c'è il rischio di intasamento delle terapie intensive entro un mese. Siamo in piena quarta ondata pandemica, c'è preoccupazione, lo afferma Antonino Giarratano, che è il presidente della Società Italiana degli Anestesisti. In pratica bisogna accelerare sulle terze dosi, dice anche lui, e osservare la massima attenzione per le norme di prevenzione, perché altrimenti appunto si potrebbe andare in sofferenza per quanto riguarda i reparti di terapia intensiva. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo e se tutto va come deve andare ci spostiamo dallo studio e andiamo a Venezia. Bentornati in studio, sono le 12:13, siamo insieme da mezzogiorno, abbiamo parlato di pandemia, dei numeri ovviamente della pandemia, poi toccheremo ovviamente anche la questione della cronaca perché ci sono notizie che arrivano anche da lì. C'è anche una dichiarazione che vi riporto del sottosegretario alla salute Andrea Costa, che ha detto: non parlerei di lockdown per i Novax, ma se dovesse esserci un peggioramento che determini un passaggio in arancione di alcune regioni, credo che le restrizioni di attività che vengono determinate da questo passaggio non debbano essere pagate da chi si è vaccinato. Quindi in quel caso chi non è vaccinato potrebbe continuare ad andare a lavorare, ma credo che andare al ristorante, cinema o teatro debba essere limitato a chi si è vaccinato. Questo è un po' il quadro che arriva anche dal governo in pratica, perché insomma a dirlo è un sottosegretario alla salute. Andiamo a Trieste adesso, perché un cinquantenne che aveva deciso di curarsi a casa dopo aver contratto il coronavirus è morto ed era un convinto Novax. A Padriciano conoscevano un po' tutti Igor Devetak, l'imprenditore cinquantenne morto in casa dove aveva scelto di curarsi da solo dal coronavirus, e tutti sapevano del suo essere anti-vax convinto. Devetak, originario della provincia di Gorizia, titolare di una piccola impresa, gestiva un bed and breakfast, lo Stirenza, il Pozzo, e credeva che le cure domiciliari fossero sufficienti per resistere alla malattia. Era stato colto dai primi sintomi del virus qualche giorno fa. Le condizioni del cinquantenne, anche a seguito di una crisi cardiaca, si erano andate aggravando. All'arrivo dei soccorritori, Devetak, che lascia la moglie e 2 figli piccoli, era già in arresto cardiaco e i numerosi tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. La vicenda riaccende la questione sulle cure domiciliari che, viene sottolineato in ambienti asugi, non hanno supporto scientifico e possono rivelarsi persino controproducenti. Molti infatti prescrivono il cortisone, che abbassa le difese immunitarie e che si può utilizzare in casi gravi soltanto in ospedale. Alcuni pazienti che lo utilizzano a domicilio al momento del ricovero in ospedale presentano condizioni peggiori di quelli che non avevano assunto l'antinfiammatorio. Altro quadro insomma, della situazione che avete sentito, questo veniva da Trieste, e c'è qualche notizia che a quanto sembra insomma, in Friuli Venezia Giulia si starebbe toccando il picco dei contagi, però insomma, questo è ovviamente tutto da verificare. Ci sono vari modi di protestare in questi giorni. Andiamo a Venezia, dove in realtà non è una protesta legata direttamente al Covid, però insomma c'è la famosa, perché ormai da tempo insomma si parla di moto ondoso, dei pericoli per Venezia causati proprio dal moto ondoso, e quindi veneziani e mestrini hanno manifestato in barca nel bacino di San Marco chiedendo subito una legge per regolare il traffico acqueo e il moto ondoso a Venezia.
Visto che c'è la discussione alla Camera, dovrebbe esserci calendarizzata a breve, sulla nuova legge speciale, il rifinanziamento della legge speciale, chiediamo di introdurre nell'ambito di questa legge una legge speciale di gestione del traffico acqueo a Venezia. Le società remiere scendono in piazza, anzi in laguna, assieme ad associazioni e privati cittadini per denunciare ancora una volta la piaga del moto ondoso a Venezia. Il bacino di San Marco è occupato per un paio d'ore da veneziani, mestrini, persino stranieri, tutti in barcaremi. Il moto ondoso per cui siamo oggi a protestare è diventato una cosa veramente pericolosa anche per l'incolumità di chi vuole vivere Venezia in barca. Quella di stamattina sul bacino di San Marco è un'istantanea lontanissima dalla cartolina di plastica diffusa a promozione del turismo di massa. Qui parla chi la città la vive e parla di cose serie, del pericolo enorme che sta correndo il patrimonio storico e artistico di Venezia se non si prendono subito seri provvedimenti. Ma ormai il traffico acqueo a Venezia è fuori controllo. Nel 1973 c'erano circa 12.500 imbarcazioni a motore. Attualmente forse siamo oltre gli 80.000, forse 100.000. Dico forse perché non c'è una banca dati che tenga conto di questo. In laguna circolano barche con motori euro sotto zero, cioè nel senso che sono stati fatti prima delle normative europee. Venezia si candida giustamente a capitale mondiale della sostenibilità, ma il racconto dell'esperienza quotidiana di chi vive la laguna in barca descrive una realtà in cui c'è ancora molto lavoro da fare. Le istituzioni devono accogliere con sensibilità le nostre richieste. Abbiamo bisogno di manifestare la nostra tipicità in un ambiente che può ancora accoglierci. In attesa che le istituzioni raccolgano l'appello lanciato ancora una volta da Venezia e anzi proprio per rafforzarlo si è mosso l'ente più di prossimità del territorio, la Municipalità di Venezia. Abbiamo presentato questa settimana una mozione in municipalità affinché il sindaco si faccia portavoce delle richieste delle remiere e affinché si promulghi una legge nazionale a tutela della laguna e contro il moto ondoso. Filippo Fois, protagonista assoluto praticamente di questo nostro Focus TG, il servizio sul moto ondoso, ma anche in carne più o meno in carne ed ossa, insomma, anche se a distanza è in collegamento con noi, credo dalla sede di Marghera, dalla nostra redazione di Marghera. Buongiorno. Non vai fuori a lavorare, resti lì seduto a riposarti, no? Beh, è stato un fine settimana molto intenso quello che si è vissuto a Venezia, l'avete vista, una grande manifestazione contro il moto ondoso e perché venga adottata dal governo una legge nazionale che regoli il trasporto acqueo a Venezia. Le manifestazioni, non è la prima volta che capitano manifestazioni di questo genere, vale a dire con i manifestanti che invece che scendere in piazza scendono in laguna, come dicevamo nel servizio. Dicevo che è un periodo molto, molto intenso anche perché un'altra assemblea piuttosto importante si è svolta in un'altra zona cardine di Venezia, che è quella di Rialto, il cui mercato vive da parecchio tempo una profondissima crisi, oramai quasi a rischio estinzione, e tanti cittadini e associazioni si sono dati appuntamento anche in quella sede per lanciare delle proposte al comune per cercare di salvare il salvabile. E poi naturalmente è stato il fine settimana della Madonna della Salute con il pellegrinaggio alla chiesa d'Orsoduro, alla punta della dogana, tantissimi veneziani, tantissimi mestrini e anche naturalmente tanta gente dal circondario per quella che è una delle festività più sentite a Venezia, che naturalmente anche quest'anno si è dovuta svolgere con varie precauzioni per quello che riguarda le norme anticontagio. Sono state, per esempio, in tutta l'area della Basilica della Salute era obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto, naturalmente ingressi contingentati, però in ogni caso diciamo che si è potuta onorare questa festa meglio di quello che era accaduto l'anno scorso. Infatti non dobbiamo dimenticarci, insomma, anche quello che abbiamo passato e che insomma anche i fedeli hanno passato nella scorsa edizione. Ci approfondisci un attimo il tema di Rialto, perché insomma è interessante anche questo tema legato al mercato.
Ma guardate, prima avete sentito i dati che dava uno dei rappresentanti delle società remiere di Venezia per quello che riguarda il traffico acqueo. Dal 1973 a oggi si è passati da circa 12.000 barche a motore a quasi 100.000. Naturalmente è una stima perché non esiste una banca dati, non esiste un registro di tutte le barche che in questo momento affollano e aumentano il traffico di Venezia. Quello di Rialto è un dato completamente opposto. Vale a dire delle decine di attività che si trovavano nel mercato di Rialto, non semplicemente i banchi che vengono montati durante le mattinate di mercato, ma anche per quello che riguarda generalmente i negozi di prossimità, ne rimangono pochissimi. Credo che le licenze per quello che riguarda i banchi di pesce siano 7-8, per cui vi rendete conto che siamo oramai ridotti ai minimi termini. È una problematica che va di pari passo con quella dello spopolamento della città, che è diffuso su tutto il territorio, ma che naturalmente si sente ancora di più nelle zone centrali come quella di Rialto. E questo purtroppo è un problema che viene sollevato oramai da decenni, ma come per quello che riguarda il motondoso ancora non c'è stata una risposta. Ma sono veneziani comunque i titolari di queste licenze? I titolari credo di sì, poi chi ci lavora dipende, c'è un po' di tutto. Beh, io per quello che riguarda il pesce però sì, siamo sempre con persone del posto. Poi naturalmente ci sono anche altri banchetti che vendono spezie, vendono frutta, lì invece diciamo che è più variegato, diciamo, il panorama. Quello che c'è e vediamo dappertutto sono i banchetti invece di souvenir. Quelli effettivamente non mancano e anche attorno al mercato di Rialto ne vediamo parecchi. Senti, per chiudere questa chiacchierata, Filippo, oggi che cosa c'è? C'è qualche notizia particolare che arriva da Venezia? Beh, oggi anche noi, credo un po' come tutte le redazioni, ci occuperemo dell'evolversi della pandemia, chiaramente focalizzato sul territorio veneziano. Proprio mentre andiamo in onda è in corso un incontro nella sede dell'azienda sanitaria ULSS 3 Serenissima con gli ultimi aggiornamenti del caso. Ci occuperemo anche di un grave fatto, di un triste fatto di cronaca che si è verificato nel fine settimana durante un matrimonio che si stava celebrando a Torre di Mosto, anzi il matrimonio era stato già celebrato durante i festeggiamenti di questo matrimonio che si svolgevano in una villa. La sorella della sposa è morta travolta da un'automobile proprio sulla strada che si trova di fronte al luogo in cui si stavano svolgendo i festeggiamenti. Grazie Filippo, grazie della chiacchierata. Il tempo com'è? Brutto, sì. Il tempo è nuvoloso, fino a poco fa pioveva, adesso per fortuna ha smesso e ogni tanto c'è anche un po' di nebbia. Ah, ecco, proprio direi perfetto. Giornata... Non ci facciamo mancare niente, tranne l'acqua alta. Da rimanere, ecco, beh, è vero, speriamo che non arrivi anche quella. Grazie mille Filippo, buona giornata. Saluti alla redazione di Marghera Venezia Mestre, insomma, come sapete lì è tutto insieme, è tutto vicino, la terraferma ma anche il centro storico di Venezia. Si parla molto della validità dei tamponi in questo periodo, c'è chi la vuol ridurre da 48 a 24 ore, le farmacie sono diciamo sotto pressione perché veramente in tutte le città ormai si effettuano migliaia di tamponi al giorno nelle farmacie e quindi insomma è una situazione in divenire. A metà settimana si dovrebbero avere certezze anche per quanto riguarda la validità dei tamponi e se ci saranno dei cambiamenti proprio amministrativi, diciamo, relativi ai tamponi. Allora facciamo un po' il punto della situazione a Treviso sui tamponi nelle farmacie, ma più in generale sui tamponi con il servizio dei nostri colleghi. Sarà difficile da attuare perché chiaramente se adesso già riempiamo le giornate con dei tamponi effettuati ogni 48 ore servirà un ulteriore sforzo. Speriamo che la struttura pubblica ci metta in grado di attrezzarci, non solo noi come farmacie ma in generale i laboratori di analisi per poter affrontare un eventuale ulteriore aumento.
Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un nuovo decreto firmato entro la settimana prossima per mettere nero su bianco le contromisure da attuare per contenere la quarta ondata, e tra queste la possibilità di ridurre la durata del Green Pass ottenuto da tampone rapido, facendola passare da 48 a 24 ore. Il tampone valido a 24 ore chiaramente è un ulteriore incentivo a vaccinarsi, secondo me, e teniamo presente che obiettivo primario della campagna è la vaccinazione, non certo il tamponare. Con la vaccinazione si è visto che i dati sono inconfutabili, si sta riducendo di molto la trasmissione e soprattutto più che la trasmissione ancora di più l'ospedalizzazione. Quindi è vero, il virus circola ma diventa meno virulento e quindi impatta di meno sulla salute. Ricordiamoci che la cosa importante è che gli ospedali non vadano in saturazione per permettere l'attività ordinaria degli ospedali. Non esiste solo il coronavirus. Durante l'inverno ci parliamo solo di coronavirus, quando in realtà ci sono tanti altri casi che devono essere seguiti. L'eventualità di ridurre ad un solo giorno la validità del test rapido è sul tavolo del ministro Roberto Speranza per due motivi. Il primo, ridurre i rischi di casi falsi negativi ed indurre almeno una parte dei Novax a rivedere le loro posizioni. Parlando anche a nome dell'ordine provinciale dei farmacisti di Treviso e del nostro sindacato di Farmacie Unite, io invito la popolazione a mantenere un comportamento più rigoroso possibile e a mantenere quindi il distanziamento soprattutto nei luoghi chiusi e l'utilizzo di mascherine in un periodo invernale nel quale ovviamente il contatto al chiuso aumenta. Consigli preziosi, li sappiamo, ma è sempre meglio ripeterli e farseli ripetere anche da qualche addetto ai lavori, come in questo caso. Altro tema e altri numeri sempre legati alla pandemia, con il sottosegretario Costa che dice: la situazione nel nostro paese oggi è diversa rispetto agli altri paesi europei in cui le cose vanno male, perché altrove la percentuale di vaccinati è di gran lunga inferiore. Questo perché, facendo un confronto, lo scorso anno in questo periodo c'erano 33.000 ricoverati in ospedale, oggi sono 4.000. Avevamo 3.700 ricoverati in terapia intensiva, oggi sono 500, quindi ovviamente numeri migliori, e tutto grazie ai vaccini, continuano a ripetere gli esponenti del governo ma anche gli scienziati. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo con voi. e 34 minuti, siamo insieme da mezzogiorno, ancora un'ora però da trascorrere in compagnia. Stiamo un po' visitando le città del nord-est grazie ai nostri colleghi, vedendo un po' cosa succede, che aria tira. Aria è il caso di dirlo perché neve a quote basse, primo assaggio d'inverno, questa è un po' la notizia che arriva dalle previsioni del tempo, gran parte del nord con piogge e anche nebbia, devo dire, ce lo confermava poco fa anche Filippo Fois da Marghera, che c'era anche lì la nebbia, nevicate attorno ai 1500 metri, cioè dai 1500 metri in su. A Padova non so se nevica, adesso lo chiediamo a Valentina Visentini. Nevica, Valentina? No. Non nevica, c'è una pioggerella stile londinese, quindi questa è la situazione meteo per quanto riguarda Padova. Niente, per quanto riguarda la nostra città invece c'è grande attesa per domani, quando è previsto nel pomeriggio il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Perché? Perché il sindaco di Padova sta pensando di emanare una nuova ordinanza per regolamentare l'uso della mascherina anche all'esterno, soprattutto nei luoghi di mercatini, visto che stanno per iniziare i mercatini di Natale. C'è stata una grande affluenza in centro in questo fine settimana, che è stato un po' il banco di prova, visto che c'era l'evento Cioccolando, c'era l'accensione della prima parte delle luci di Natale, quindi in vista proprio della più consistente manifestazione natalizia con i mercatini che ritornano dopo lo stop del Covid, il sindaco sta valutando di poter emanare un'ordinanza proprio per regolamentare l'utilizzo della mascherina nelle zone più centrali della città, dove si registrano i principali assembramenti e il principale afflusso di persone. Domani la decisione dovrebbe essere presa, perché appunto si riunisce il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quindi ci sarà il sindaco, il prefetto, questore, il comandante dei carabinieri, della polizia locale, della Guardia di Finanza,
e si dovrebbe proprio fare il punto sulla questione. Non si prevedono invece ulteriori restrizioni per quanto riguarda le manifestazioni Novax, che come ben sapete sono ormai di casa qui a Padova, non solo nel fine settimana ma anche a metà settimana con il corteo di solito il martedì sera. Queste appunto sono le ultime novità per quanto riguarda la città, che resta purtroppo la provincia con il maggior numero di casi, ma questo poi vi farà il focus la collega Chiara Gaiani, che sta seguendo una conferenza stampa dell'USL e vi darà tutti i dati aggiornati sui contagi, sui ricoveri e anche sulle le prenotazioni per la terza dose di vaccino. Valentina, ma passeggiando, comunque insomma camminando per Padova, l'impressione qual è? C'è molta gente che usa già la mascherina anche all'aperto. Posso dirti quello che ho visto io ieri sera, che facendo proprio una passeggiata sull'Easton, la parte principale della città, c'era un bel affollamento di persone che guardavano i negozi, le prime bancarelle, e devo dire la verità che gran parte delle persone aveva la mascherina, soprattutto nella parte centrale dell'Easton dove c'era la maggiore afflusso di gente, quindi c'è già un po' il ritorno da parte dei padovani, ma anche di chi viene proprio per una passeggiata in città, il ritorno dell'uso della mascherina. Ne ho viste di più rispetto alla settimana scorsa, quindi forse sta già rientrando proprio nell'abitudine dei padovani il ritorno alla mascherina anche all'aperto. Sì, è anche un po' la conferma che non è così, diciamo, impegnativo utilizzarla, cioè non è che cambia la vita utilizzare la mascherina, insomma è un fastidio molto relativo, mi pare, insomma. No, infatti, quindi insomma se la mascherina, come ci stanno dicendo gli esperti, ci può consentire di mantenere queste aperture, di poter rivivere insomma i mercatini di Natale che l'anno scorso invece non abbiamo visto, insomma penso sia un sacrificio più che fattibile, insomma, per poter sperare almeno di contenere i contagi e non raccontarvi, come facciamo ogni giorno purtroppo, di un aumento e di una costante crescita non solo dei contagi ma anche dei ricoveri. Vaccini e mascherine, insomma, mi sembra che siano un po' il motivo dominante. Tra le altre cose oggi parte anche la vaccinazione per gli over 40 e sono tantissime le prenotazioni che sono state registrate venerdì pomeriggio, appena l'USL ha aperto 130.000 posti per over 40 e in poche ore ne sono andate bruciate più di 80.000 posti, quindi segnale che chi ha scelto la vaccinazione nei mesi passati è convinto e tranquillo anche nella scelta della terza dose. È vero, questo è un po' il segnale. Senti, prima di salutarci, stamattina hai fatto qualcosa che ci puoi raccontare? Guarda, abbiamo la cronaca, ti dico un po' quello che avremo nei nostri telegiornali. C'è la cronaca perché purtroppo sono tornati i furti in abitazione, lo vediamo nei TG di Treviso che purtroppo ci sono gli assalti in villa, ma anche i topi d'appartamento sono tornati a Padova, soprattutto nella periferia. Il più bersagliato è il comune di Vigonza, ma non mancano anche le Terme, insomma, colpite dai ladri. Il caso eclatante di Vigonza perché durante la fuga di questa Golf rubata utilizzata da 3 topi di appartamento, durante la fuga in auto i ladri hanno anche speronato un'auto dei carabinieri e poi sono scappati sui campi, quindi questo è l'episodio più eclatante. Poi abbiamo anche una storia all'interno del telegiornale di Telenord-Est, una storia a lieto fine, una storia che parla di prevenzione, perché novembre è il mese blu, se ottobre è il mese rosa per la prevenzione dei tumori femminili, novembre è il mese azzurro della prevenzione contro i tumori maschili, e a raccontare la sua testimonianza sarà il sindaco di Pieve di Sacco, che ha raccontato di essere guarito in questi mesi da un tumore al testicolo. Ha detto la scienza è l'unica via d'uscita, insomma ci racconterà la sua esperienza invitando appunto alla prevenzione e ai controlli che in questo periodo sono anche gratuiti per gli uomini. Certo, bene, grazie di queste informazioni. Allora Valentina, grazie a voi del tempo che ci hai dedicato, saluta tutti, poi penso ci vedremo magari anche con Chiara a questo punto. Sì, quando con Chiara che fra poco termina appunto la conferenza e vi darà tutti i dati più aggiornati. Bene, grazie ancora, grazie a Valentina Visentin, buona giornata anche a te. 12:41, vediamo se fare sì, possiamo velocemente andare a Bassano e sentire un po' i cittadini, quindi i bassanesi, su questa possibile chiusura per Natale. Speriamo che non ci sia, ovviamente, insomma, l'ipotesi di cambiare
colore e quindi avere delle restrizioni per Natale. Sentiamo un po' come è stata presa dai bassanesi. Sarà libero, sì, ci lasciano fare il Natale, io penso. La cosa più bella sarebbe se fanno il vaccino obbligatorio, così risolvono 1000 problemi. Speriamo che sia libero per tutto, per tutti quanti noi, per la salute, ma soprattutto anche per l'economia, se no andiamo al collasso. Sinceramente aperto, spererei. Che almeno per incontrare i propri amici, vedere i parenti, non come l'anno scorso che siamo stati rinchiusi in casa a Capodanno, l'abbiamo fatto a casa con i genitori, quindi sarebbe bello. Siamo tornate giovani. Se facciamo i bravi forse ci salviamo un po', dovremo stare ancora, dobbiamo avere un po' di pazienza ancora. Che Natale sarà secondo lei? Ma secondo me sarà un Natale un po' più aperto rispetto a quelli scorsi, di sicuro. Però ovviamente bisogna stare più attenti. Io vorrei un Natale con tante persone in cena. Voglia di stare insieme e quindi l'auspicio dei bassanesi è quello di un Natale senza restrizioni, ma anzi in compagnia con la dovuta prudenza, e c'è anche chi insomma ha fatto capire bene che la strada dei vaccini è quella giusta. Ci fermiamo ancora un attimo, poi andiamo a Treviso. (12:46), bentornati, siamo insieme da mezzogiorno, insomma abbiamo già visto parecchie notizie, ci siamo già collegati con i nostri colleghi a Padova, a Venezia, adesso come vi ho anticipato andiamo a Treviso e intanto però vi dico che sale lentamente la fetta di popolazione che in Veneto ha ricevuto la terza dose di vaccino, che adesso è pari al 5,7% di residenti, cioè oltre 270.000 persone. Ieri un po' di rallentamento di vaccinazioni, ma insomma la domenica è abbastanza naturale. La maggior parte delle vaccinazioni di ieri, 7.800, sono state terze dosi quindi aggiuntive, però insomma giusto per avere un'idea, questo 5,7% di popolazione con una terza dose già fatta credo sia una buona notizia. Purtroppo invece da Treviso non arrivano buone notizie. Buongiorno Marta Marangon, ovviamente contenti di vederti, ci mancherebbe. Ciao, buongiorno. Dicevo non buone notizie perché insomma non ti sentiamo però, non ti sentiamo. Non so cosa può essere. Ecco, ti abbiamo sentito per un attimo. Vediamo un po'. Mi sentite? Ecco, va e viene però, non so se c'è un filo da sistemare, perché la voce va e viene. Riproviamo. Riproviamo, allora ti stavo dicendo sì, Federico che quella appena trascorsa è stata una notte davvero tragica sulle strade della provincia di Treviso. L'incidente più grave si è verificato intorno alle 23:30 a Zerman di Mogliano, tra via Zermanesa e via Bonisiolo, a perdere la vita. Abbiamo qualche immagine, Marta, che ci avete spedito, le facciamo vedere intanto. È la foto dell'incidente appunto che ci hanno mandato i vigili del fuoco di Treviso. Ecco, lo vedete nella foto, a perdere la vita Andrea Campano, 35 anni, barista trevigiano. Era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. La vettura è finita in un fossato e poi si è fermata contro un ponticello in cemento. L'urto è stato davvero molto violento, la vettura era alimentata a gas ed ha preso fuoco. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto carbonizzato prima che i soccorsi riuscissero ad estrarlo dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, i sanitari del 118, i carabinieri di Mogliano. Capano, che era originario di Venezia, ora lavorava all'osteria Vivace di Lughignano di Casale sul Sile. Proprio dopo il lavoro ieri sera stava tornando a casa a Mogliano, dove da poco si era trasferito ad abitare con la fidanzata. In passato aveva lavorato anche in diversi locali di Treviso e di Venezia, era quindi un ragazzo molto conosciuto, e la notizia della sua improvvisa scomparsa ha destato profondo cordoglio tra le tante persone che lo conoscevano. Ma questo di Zerman purtroppo non è stato l'unico grave incidente che si è verificato la scorsa notte. 2 ore più tardi a Zero Branco, intorno alle 2 di notte, un'auto condotta da un ragazzo di 24 anni del posto si è schiantata
schiantata contro il muro di un'abitazione e la giovane ha perso il controllo del mezzo, molto probabilmente per l'asfalto reso viscido dalla pioggia, e il giovane è rimasto incastrato nell'abitacolo, ha riportato lesioni molto gravi, ora è ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso in prognosi riservata. Ma era purtroppo quindi è stata... Sì, ma era un tratto di strada molto pericoloso quello, Marta. Ma in realtà è una strada di campagna, nemmeno particolarmente trafficata, molto probabilmente proprio il giovane ha perso il controllo del veicolo a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia. Adesso gli accertamenti e le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri per stabilire insomma le cause esatte della tragedia. Grazie Marta, altre cose particolari a Treviso che state seguendo, magari per avere un'idea della giornata dalle vostre parti? Dalle nostre parti, come sai, stiamo seguendo già da diversi giorni l'escalation di furti che c'è stata proprio ancora la Moglianese, in particolare proprio nella frazione di Zerman di Mogliano, presa d'assalto insomma dai predoni, prima delle ville diciamo di facoltosi imprenditori che sono numerose in questo territorio, in questa parte del territorio trevigiano al confine con la provincia di Venezia, ma che nelle ultime ore si sono concentrate anche su abitazioni diciamo di cittadini comuni, in particolare appunto nella notte di sabato, come abbiamo raccontato nel nostro telegiornale di ieri, c'è stato un vero e proprio raid ladresco, possiamo dire, con i malviventi che sono entrati, insomma hanno forzato le porte di ben 3 abitazioni proprio mentre mezzo paese era sceso in strada per cercarli, perché è successo intorno alle 7 di sera, quindi insomma era sabato, in molti erano a casa e nonostante le pattuglie sul posto dei carabinieri, nonostante i cittadini scesi in strada con le torce, qualcuno anche con dei bastoni, i ladri sono riusciti insomma a entrare nelle abitazioni e poi a fuggire senza essere catturati. Da oggi peraltro a Treviso dovrebbero arrivare anche i rinforzi del battaglione carabinieri e domani in prefettura ci sarà un comitato ordine e sicurezza proprio per affrontare questo problema. Sembra una sfida proprio che lanciano alle forze dell'ordine, no, non so se sia così, però insomma sapere che in questi giorni l'attenzione è tutta lì, i riflettori accesi lì e questi vanno a rubare proprio in quella zona lì, sembra una sfida alla società civile. Beh, sicuramente anche peraltro le abitazioni che sono state prese di mira, queste ultime di sabato sera, peraltro erano tutte abitazioni con il sistema d'allarme, alcune anche con la videosorveglianza, per cui il figlio di uno dei proprietari della casa ha visto i ladri, aveva il sistema di videosorveglianza delle telecamere collegato con il cellulare, ha visto i ladri che entravano in casa dei genitori, quei ladri che 10 minuti prima avevano visitato la casa dei vicini. Quindi insomma veramente sembra una sfida che queste bande di predoni stanno lanciando. Vedremo insomma che cosa accadrà nelle prossime ore, anche perché i cittadini del paese si stanno organizzando per cercare di supportare anche le forze dell'ordine. In moltissimi hanno aderito al controllo del vicinato della frazione di Zerman, altri stanno anche organizzando delle passeggiate serali, guai a chiamarle ronde, ma insomma delle passeggiate delle passeggiate serali proprio per cercare di controllare, no? la zona. Adesso viene buio presto, alle 5:30 praticamente è già notte, e quindi sembra che proprio la fascia oraria preferita da questi ladri per colpire sia proprio quella compresa tra le 5 e 5:30 e le 8 di sera. Grazie Marta, grazie di tutti questi aggiornamenti sulla cronaca ma anche su questa vicenda, insomma massima fiducia nelle forze dell'ordine e aspettiamo sviluppi che poi ci darete appena ci saranno. Grazie mille a Marta Marangon. Alla cattura di questi Grazie a te Federico. Ripeti?
No, ho detto speriamo che arrivino presto degli aggiornamenti buoni, sì, insomma, con la cura di questi malviventi. Sì, anche noi speriamo, ci uniamo. E il tempo lì com'è? Piove. Ah, ecco, vabbè, allora Piove. mi pare in linea con le altre. Grazie mille, grazie a Marta Marangon e buona giornata. Sì, direi che è una buona idea adesso, visto che abbiamo parlato di furti nella parte finale del collegamento con Marta Marangon, abbiamo proprio un servizio che si occupa di questo, che si occupa di questi furti continui sempre nella stessa zona. È veramente incredibile questo. Vabbè, ringrazio per il suggerimento Alessandro Costacurta dalla regia e naturalmente agevoliamo il servizio. Ieri sera, quando è tornata a casa mia mamma, ha visto 3 individui nel giardino o nella casa qui di fianco, e all'urlo di mia mamma uno si è accovacciato, l'altro è uscito da un albero, non so dove fosse, e hanno iniziato a correre forte verso un'abitazione di là. Ho chiamato il 112 alle 18:39, ero al telefono con il 112, 18:53 sono andati i ladri su una casa qui vicino. Zerman sotto assedio ed è ormai una caccia, guardie e ladri. Siamo nel centro del paese, a 2 passi dalla chiesa. Qui non parliamo di lussuose ville di facoltosi imprenditori, ma di normali abitazioni, villette singole o a schiera. Ieri sera i ladri hanno fatto man bassa dopo essere stati scoperti nel giardino della famiglia Novello, peraltro visitata lunedì e martedì dai soliti ignoti messi in fuga dai proprietari. I malviventi sono entrati in una villetta poco distante, di fronte alla casa dei Fürstenberg, presa di mira 3 giorni fa. Nessun dubbio che si tratti delle stesse persone. Hanno visto le telecamere e hanno visto esattamente le 3 persone che ha visto mia mamma, cioè questo signore con la borsa a tracolla, quello con lo zaino e l'altro. Ebbene, i 3 sono entrati nella villetta incuranti dell'allarme scattato all'effrazione e dell'arrivo dei vicini. Sono andata a vedere in giardino e in giardino c'erano 3 uomini che cercavano di entrare. Quindi nella casa dei suoi vicini? Nella casa dei miei vicini, questa qui davanti. Nel giro di pochi secondi sono usciti altri vicini, hanno chiamato subito i carabinieri, le forze dell'ordine. Sono arrivati nell'arco di pochi minuti, solo che come sono entrati i carabinieri in casa a cercarli, loro sono usciti e sono provati ad entrare in un'altra casa. Spregiudicati senza scrupoli, mentre i carabinieri e mezzo quartiere è sceso in strada con torce e bastoni, i ladri entrano in quest'altra villetta poco più in là. Se ne sono fregati tranquillissimamente, sono usciti da questa casa qui per entrare in un'altra a meno di 50 metri di distanza. Ieri c'era nebbia, era buio, quindi giocava tutto a loro favore. Però non si può più stare tranquilli perché eravamo tutti qua, tutti fuori, tutti insieme e questi ce l'hanno fatta beatamente sotto il naso. Non ho mai visto in vita mia una roba del genere, perché di solito fanno un furto, dopo vanno a 2-3 chilometri di distanza, invece qua non gli interessa niente. Intanto che i carabinieri sono al numero civico 10, al 19 fanno l'altro furto. Robe impressionanti. In paese la gente è ormai terrorizzata. Che comunque anche se viene dentro i ciapa, dimmi se mi dormo a notte. La cittadinanza è mobilitata, fioccano le adesioni al controllo di vicinato e si stanno organizzando gruppi, guai chiamarli ronde, per controllare i quartieri. Faremo delle passeggiate notturne così e vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Ecco, l'importante è dare una mano alle forze dell'ordine perché purtroppo questi casi qua sono sempre più in aumento. Una situazione delicata perché insomma parliamo veramente di un territorio abbastanza concentrato e di questa sfida lanciata dai malviventi ai cittadini con questi furti ripetuti. Vabbè. Ci fermiamo, anzi non ci fermiamo per un attimo, prima andiamo a parlare di cinghiali perché il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco ha preso un po' in mano la situazione cinghiali che evidentemente sono troppo numerosi, cosa si può fare, qual è il futuro e quali sono i provvedimenti che si possono prendere. Ieri mi sono arrivate alcune foto da parte di alcuni amministratori del comune di Valbrenta che mi hanno denunciato una situazione vergognosa in località Malga Pozzete. Anche in questo caso i cinghiali stanno distruggendo i pascoli.
Non bastavano i lupi ad acuire le difficoltà di chi lavora in montagna, portando avanti la tradizione dell'alpeggio nelle Marche dell'altopiano. A far danni sono arrivati anche i cinghiali, che stanno portando danni importanti, e sono importanti anche i numeri. Ne abbiamo stimati più o meno circa 90.000, quindi un numero veramente importante. Per ridurre l'impatto dei branchi sul territorio regionale è stata istituita la figura del sele controllore. Si tratta di cacciatori formati appositamente per l'abbattimento dei cinghiali. Ma anche qui sorge un problema. Ce ne sono circa 7.000 che nel corso del 2020 hanno abbattuto 7.000 capi, quindi uno a testa. Però di fronte ai 90.000 cinghiali presenti sul territorio, ovviamente possiamo fare ben poco con 7.000 sele controllori. La Regione sta lavorando a stretto contatto con il Ministero per trovare soluzioni immediate e, per quanto attiene alle proprie competenze dirette, per semplificare la parte amministrativa e burocratica legata alla macellazione dei capi, ma per creare anche una filiera basata sulla carne di cinghiale. Vogliamo avviare quanto prima una filiera, quindi che diventi anche uno stimolo, diciamo, il contenimento e l'abbattimento di questi capi, e ovviamente quello che vogliamo fare è a livello ministeriale individuare tutte quelle strategie per permettere anche agli agricoltori di intervenire presso le proprie proprietà con dei sistemi ad hoc proprio per prendere questi cinghiali e ovviamente contenerli, perché veramente stanno creando dei danni insostenibili a tutto il comparto agricolo. Anche questa è una situazione da seguire con attenzione in tutto il Veneto, perché poi in realtà insomma è veramente un problema regionale. Ci fermiamo un attimo, sono le 13 e 2 minuti e poi subito andiamo a Padova da Chiara Gaiani. Tredici e 6 minuti, come promesso andiamo subito a Padova, dove c'è Chiara Gaiani e dove piove. Vediamo se mi dai la stessa risposta di Valentina. Allora, no, in questo momento non sta piovendo, insomma buio, c'è un cielo molto grigio, c'è quella classica pioggerellina da nebbia, certo, diciamo, però insomma no, non piove. Io avevo notizie che dovrebbe piovere in zona Campodarsico intorno a mezzogiorno, quando sono scattati gli alert familiari per la figlia che tornava a casa da scuola e che magari si sarebbe insomma bagnata, ma ecco, credo si risolva la situazione anche lì. In questo momento non sta diluviando da nessuna parte in provincia. Ecco, invece purtroppo ti devo dare delle brutte notizie sul fronte contagi, perché ancora a Padova insomma la situazione è davvero molto preoccupante. Siamo a un'incidenza di 249 casi ogni 100.000 abitanti. Il dato ce l'ha dato fresco, scusate il gioco di parole, il direttore generale dell'ULSS 6 Euganea Paolo Fortuna proprio poc'anzi, facendo il punto della situazione Covid in provincia. Ci sono invece delle buone notizie sul fronte vaccinazioni, perché nello scorso fine settimana si sono prenotate 60.000 persone per le terze dosi o dosi booster, numeri che davvero l'ULSS Euganea non vedeva da tempo. Vaccini, 85% della popolazione eleggibile padovana, quindi di chi ha più di 12 anni ha almeno una dose di vaccino. Siamo circa al 77% se guardiamo nel complesso tutta la popolazione. Per quanto riguarda le prime dosi sono 52.000, le terze dosi scusate 52.000 quelle già prenotate, ma altri 14.000 a novembre, e poi insomma con le prenotazioni di questo fine settimana siamo circa ai 2/3 di quanti le possono fare, che si vaccineranno con terza dose entro febbraio. Quanti slot sono disponibili? 130.000 quelli che sono stati aperti nel fine settimana, altri 13.000 proprio in queste ore, ma il direttore generale ci ha detto che piuttosto che lasciare una persona senza la terza dose si apriranno ulteriori posti. Quindi a seconda delle esigenze, con questa organizzazione insomma ormai a fisarmonica l'ULSS 6 Euganea si sta organizzando ed è pronta ad aprire anche tutte e 30 le linee vaccinali che sono disponibili in fiera, e sono a pieno regime anche tutte le linee vaccinali nel territorio. Purtroppo c'è uno zoccolo
cumulo duro di 318.000 persone, un numero sinceramente che quando ho scritto insomma mi ha abbastanza colpito, che non ha nessuna dose di vaccino nel Padovano. Ti darei una buona notizia sul fronte delle case di riposo, perché si sta esaurendo l'unico focolaio presente in provincia di Padova, quello della casa di riposo Beggiato di Conselve, quindi la situazione insomma è davvero sotto controllo. È rientrato al lavoro anche tutto il personale, mentre l'ULSS 6 aveva inviato del personale diretto per sostenere gli operatori che erano in quarantena positivi. Invece la situazione si sta normalizzando, non se ne registrano altri per questo momento, e il personale è stato dirottato negli ospedali di comunità che sono operativi nell'ULSS. Accanto a quello di Campo San Piero, che non si è di fatto mai chiuso, è stato aperto quello di Conselve, che ha attualmente 5 persone ricoverate. Tutto sommato è sotto controllo anche la situazione nelle scuole, perché ci sono 2 cluster in 2 scuole del Padovano. Si tratta di ragazzi insomma fino alla prima media, quindi di ragazzi che non si possono ancora vaccinare. Ci sono altri casi sporadici, ma questa situazione non preoccupa. Mi permetterei di segnalarti invece una difficoltà che ci ha raccontato la dottoressa Simoncello. Purtroppo le persone positive, la maggior parte sono persone che non sono vaccinate, ed è molto difficile fare il tracciamento, ci raccontava, perché queste persone sono reticenti a raccontare con chi sono state in contatto, e quindi insomma diventa un po' problematico il discorso di far fronte alla circolazione del virus. Quindi anche un senso civico qui che manca, però, perché insomma purtroppo sì. Non è solo Lei rifiutare il vaccino per molti, ma quindi anche qualcosa di più. Purtroppo sì, l'ha detto con amarezza il responsabile dell'ufficio prevenzione dell'ULSS Euganea. Domani, tra l'altro, il direttore generale ha annunciato che incontrerà i presidenti della conferenza dei sindaci per fare il punto della situazione. Abbiamo detto un contagio che non è isolato in alcune zone della provincia, come accadeva qualche settimana fa, diciamo che sono tra l'arancione e il rosso, ci ha raccontato appunto il direttore Fortuna, tutta la provincia di Padova. Ecco, se vuoi ti direi anche quali sono le fasce di maggiore incidenza che preoccupano di più, e quelle dei ragazzini, dei bambini, insomma, e dei giovanissimi tra gli 1 e i 19 anni. Sappiamo appunto che tra gli 1 e i 12 non è ancora possibile la vaccinazione, e ancora quella tra i 40 e i 60 anni, dove siamo ancora al più 32% dei casi positivi. Sì, sono numeri molto interessanti, sui quali però abbiamo già riflettuto tante volte, mentre nelle case di riposo immagino che la situazione vada via via sempre più sotto controllo, anche perché nel frattempo gli ospiti staranno facendo le terze dosi, quindi si comincia a vedere l'effetto della dose aggiuntiva probabilmente. Sì, siamo circa al 75% delle terze dosi nelle case di riposo, anche perché anche qui la situazione è un po', ci spiegavano insomma, diversa da caso a caso, perché alcuni ospiti erano arrivati reduci per esempio dalla malattia, e quindi la dose era stata fatta in un periodo successivo rispetto a inizio anno, quando era stata fatta la maggior parte insomma degli anziani, quindi si devono aspettare anche in questo caso i 180 giorni per poter fare la dose booster. Proprio in questo caso la dose aggiuntiva non è la terza dose, in questo caso per alcuni anziani sarebbe la seconda. Ci diceva la dottoressa Corti, che è la responsabile dell'ULSS per questo settore, che sono pronti eventualmente ad intervenire, insomma, quindi partendo con le vaccinazioni. Sai che si sta discutendo a livello nazionale sui 150 giorni, cioè qualora non fosse più necessario aspettare i 180 giorni per la dose booster, ma ne bastassero 150. Tra l'altro questo 150-155 è anche un po' il numero magico, tra virgolette, per gli esperti. Anche la dottoressa Cattelan, la responsabile delle malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, ci diceva che hanno fatto un monitoraggio in questi mesi e l'efficacia del vaccino proprio tende a calare. Lei parlava di 155 giorni, quindi potrebbe essere insomma un numero in cui si assestano, e vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Questo stiamo vivendo, insomma, ci si adatta di mano in mano, di minuto in minuto, di giorno in giorno ciò che accade. Certo. Chiara, grazie mille, come sempre preziosa, stavo dicendo Chiara, ma di nome e di fatto a questo punto e grazie delle informazioni che ci hai dato. Buon lavoro.
Buon pomeriggio, ovviamente saluti agli altri nostri colleghi della redazione di Padova. Torniamo a Bassano perché è arrivata una segnalazione a Rete Veneta relativa a un bus navetta che può diventare un pericolo. Scopriamo con Alex Giuliano perché. Parcheggio Gerosa, Viale De Gasperi, a poca distanza dal centro storico di Bassano. Uno snodo importante per chi decide di muoversi con i mezzi pubblici, ma da diverso tempo quello che dovrebbe essere un servizio per i cittadini è diventato un pericolo per chi prova a scendere o salire sul bus navetta di SVT. Guardare per credere. Alcuni cittadini si sono rivolti a noi di Rete Veneta per segnalarci questo e tanti altri problemi che da tempo rendono tutt'altro che comoda e accogliente l'area. E la maggior parte delle volte il bus si fa fatica a salire e dopo, oltretutto, ci sono altri problemi. La macchinetta che eroga il biglietto si blocca, prendi i soldi e non dai il biglietto. L'ultima volta che è successo a me, che mi ha preso i soldi e non mi ha dato il biglietto, erano già 3 giorni che era fuori uso e non c'era neanche un biglietto scritto fuori uso. Almeno uno, se deve fare il biglietto, si regola di conseguenza. Chi gestisce il parcheggio è SIS, ovvero la società multiservizi del comune di Bassano, a cui è stato più volte segnalato, ci raccontano i cittadini, anche un problema legato all'inutilizzabilità dei bagni e dunque alla conseguente impossibilità di adibire tecnicamente la struttura ad area camper, come invece è segnalato. Il problema più urgente però resta quello dell'accessibilità al bus navetta. Per anche una persona di una certa età diventa complicato salire a bordo del veicolo. Sì, perlomeno quello, o al limite che ci sia un bus che non ci sia il salto che ho trovato ieri mattina, perché quello è impossibile. Ho sentito altre persone non sentono chi fa reclami, soltanto quando vi muovete voi. 13 e 16, siamo qui apposta anche per ascoltare le segnalazioni dei nostri telespettatori, quindi benvengano e cercheremo sempre di rispondere in qualche modo. 13 e 16, dicevo, siamo insieme da mezzogiorno, abbiamo fatto parecchi collegamenti esterni, adesso ne facciamo un altro, però a differenza degli altri, di alcuni, specialmente di Filippo Fois per esempio, faccio i complimenti a Luisa Bertini perché mentre Filippo era al caldo in redazione a fare il collegamento e anche Marta Marangon, tu sei sprezzante del pericolo, esposta alle intemperie. Com'è il tempo lì? On the road, esatto. Sì, no, per fortuna non piove, è che siamo appena usciti dall'ULSS 8 che vedete anche alle mie spalle per fare un po' il punto della situazione su quella che è l'ondata di contagi. Il direttore generale Bonavina ha parlato di una situazione in evoluzione preoccupante. Ad oggi sono 44 i ricoveri, di cui 4 in terapia intensiva, un decesso che riguarda un ultra ottantenne che era ricoverato in pneumologia da più di un mese. Intanto procedono anche le terze dosi e la panoramica ci parla di 58.000 prenotazioni e si è già prenotato il 25% nella fascia di età tra i 40 e i 59 anni. Ecco, ha parlato anche di una prevalenza, sempre a proposito di ricoveri, quindi di vaccinati e di non vaccinati, la prevalenza, quindi il rischio di ricovero per i non vaccinati è di 9 volte superiore rispetto ai vaccinati. Questo stando appunto alle statistiche e ai ricoveri che abbiamo qua in ospedale e nel territorio dell'ULSS 8. Quindi l'invito è quello a vaccinarsi, sono stati aperti 100.000 posti per la vaccinazione fino a febbraio e quindi l'invito è quello ad aderire e a prenotarsi. Diciamo che in tutta questa panoramica preoccupante c'è una buona notizia, nel senso che stanno riprendendo quota un po' le prime dosi, quindi probabilmente in tanti si sono anche ricreduti
si parla sabato di 279 prime dosi effettuati e di domenica 142 prime dosi effettuate. Ecco, questa è un po' la panoramica che preoccupa a tal punto che nel reparto di medicina, in cui 20 posti sono destinati ai pazienti Covid, 18 sono già occupati, quindi si pensa di aggiungere ulteriori 20 posti in altri reparti proprio per destinarli ai pazienti Covid. Anche l'ULSS 7 Pedemontana, l'abbiamo detto in apertura, ha attivato oggi, quindi da oggi, 10 nuovi posti letto per pazienti Covid, proprio perché insomma ce n'era bisogno. Ce n'erano già 10, quindi adesso diventano 20, poi ce ne sono 24 all'ospedale di Sant'Orso e 10 all'ospedale di comunità di Marostica. Abbiamo sentito anche da Padova Chiara, che insomma dava dei numeri che erano abbastanza in linea, anche se ovviamente con proporzioni diverse rispetto a quelli che ci hai dato tu, Luisa. Sottolineerei insomma il rischio per i non vaccinati di finire in ospedale, che mi sembra sia un dato interessante e ben superiore a chi è vaccinato. Sì, si parla appunto di 9 possibilità in più, di 9 volte in più il rischio per i non vaccinati di essere ricoverati, quindi sì, l'invito ovviamente è quello alla vaccinazione. Sì, certo. Altre cose su Vicenza oggi, prima di salutarci, a parte il pranzo? Non ti sento più. Dicevo altre cose che ci sono a Vicenza quest'oggi. Sì, altre cose, si parla sempre di Covid e quindi di arrivo del Natale, e il collega Daniele Garbin è sulle tracce del sindaco per capire se ci sarà o meno questa ordinanza per le mascherine obbligatorie anche ai mercatini natalizi, perché la settimana scorsa l'assessore al commercio giovani ci aveva detto: noi per il momento non abbiamo questo tipo di restrizioni, ma pensiamo a dei mercatini diffusi, quindi per evitare assembramenti avevano adottato la tattica un po' di diffonderli, di spargerli un po' all'interno di tutta la città, sia per dare il respiro anche all'attività con il movimento che i mercatini natalizi portano, e sia proprio per evitare gli assembramenti. Però diciamo ad oggi c'è questa notizia che insomma andremo ad accertare e a sondare sulla possibilità invece di un'ulteriore restrizione, quindi di un obbligo di indossare la mascherina anche all'interno di questi mercatini, pur essendo all'aperto. Ecco, vedremo come verranno trattati. Allora, bene, grazie infinite a Luisa Bertini, come sempre preziosa per quello che arriva di informazione da Vicenza. Buona giornata, buon pomeriggio, saluta tutti i nostri colleghi. Grazie, buon lavoro. Grazie, con voi ci ritroveremo ovviamente poi attorno alle 19:15 con il TG di Vicenza e quindi con i servizi relativi alle informazioni che ci ha appena dato Luisa. Gli industriali, adesso occupiamoci degli industriali, perché dopo 2 anni in pratica l'assemblea di Assindustria Veneto Centro si è finalmente svolta in presenza con 1500 imprenditori che si sono trovati al Gran Teatro Geux di Padova, e insomma ha colpito il discorso del presidente Destro, Leopoldo Destro, che ha detto che il capitale umano è veramente al centro di tutto. Sentiamo. Si alzano in piedi con un lungo applauso su invito del presidente Leopoldo Destro, in memoria e ricordo delle 130.000 vittime italiane della pandemia e dei 12.000 veneti, mesi lunghi che hanno segnato anche gli imprenditori di Assindustria Veneto Centro, 3.500 imprese associate, quasi 1.500 presenti in sala, 170.000 addetti, seconda Confindustria Nazionale al lavoro per la fusione anche con Venezia. Prima assemblea del presidente per Leopoldo Destro, che sul tavolo, dopo gli incontri nei territori, porta il capitale umano. I temi della sostenibilità, del digitale sono fondamentali per far crescere il nostro territorio e le nostre aziende, e il capitale umano ci sta in mezzo. Le persone saranno quelle che potranno fare la differenza. I numeri del PIL sorridono, più 6% nel quarto trimestre 2021, ma sono numerose le preoccupazioni, dai rincari dell'energia alle materie prime. Al centro restano le risorse umane, e se sullo sfondo balza l'attenzione il problema della decrescita
crescita demografica. Nel 2019 è scomparsa una città come Padova in Italia, nell'immediato la risposta può arrivare dall'immigrazione. Abbiamo bisogno di richiamarne delle altre, quindi questo sarà il compito della politica, ma non solo della politica, insieme anche alle aziende, insieme alla società, trovare una formula nel breve, perché questo sì nel breve ci deve aiutare rispetto a un medio-lungo della decrescita demografica che avevamo, deve aiutarci a far arrivare un'immigrazione ordinata, precisa, ma che possa essere d'aiuto al nostro territorio. Un Veneto pronto a raccogliere la sfida del PNRR, spiega dal palco il presidente della regione Luca Zaia, che fa il punto sulle infrastrutture necessarie. Per fine anno, inizio anno, insomma sarà gennaio, febbraio, adesso il Covid cambia spesso il nostro cronoprogrammi, però è pur vero che la Pedemontana Veneta la completiamo, la stiamo completando, è la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia. Sono 2 miliardi e 258 milioni di opere, 94 chilometri e mezzo, al quale si aggiungono altri 68 km di opere complementari. La recrudescenza dei contagi preoccupa gli industriali. Se l'Italia in questo momento vive una situazione migliore di altri paesi europei, del presidente nazionale Bonomi l'invito è chiaro. Confindustria è sempre stata per l'obbligo vaccinale, l'abbiamo sempre dichiarato, poi abbiamo preso atto che la politica aveva una difficoltà a trovare una sintesi su un provvedimento così impattante dal punto di vista sociale, e l'unico strumento che avevamo a disposizione è il Green Pass. Le scuole adesso, perché insomma è un altro dei temi caldi, riflettori accesi sulle scuole e sui contagi nelle scuole. Chiara Gaiani da Padova ci ha detto che la situazione è sotto controllo anche nelle scuole, dopo che c'era stato un aumento di casi nelle scorse settimane, negli scorsi giorni. Vediamo a Vicenza qual è invece la situazione dei contagi nel territorio dell'ULSS 8, anche perché ci sarà un nuovo protocollo che partirà proprio in queste ore. 15 scuole in media prese in carico ogni giorno dall'ULSS 8, positività che emergono stratificate in tutte le classi di età, in prevalenza tra le prime e le seconde medie. Questa la panoramica dei contagi fotografata negli ultimi 10 giorni nelle scuole vicentine. Riflettono l'aumento dei contagi che abbiamo da circa una settimana a questa parte. Noi abbiamo più o meno una notifica come nucleo Covid di un centinaio di positivi al giorno nella nostra ULSS. Il 30% sono casi pediatrici, in particolare molto battuto in questo momento è la classe di età 2009-2010, sono ragazzini che non sono ancora vaccinabili ma hanno anche giustamente una gran voglia di socialità, quindi non solo scolastica ma anche dei gruppi ricreativi. Domani l'incontro in provveditorato con il referente nucleo scuole per ingranare con il nuovo protocollo per la gestione delle quarantene. Che di fatto si sta limando in questi giorni, stiamo preparando anche i nuovi format per le scuole, per cui si conta di partire dalla settimana prossima. Virus che viene monitorato anche grazie al progetto Scuole Sentinella, grazie al campione dei 900 studenti vicentini. Dopo un primo avvio dovuto anche magari a qualche difficoltà nel capire la metodica, va bene, certo quello che ci conforta è che siamo parte di un grande progetto regionale e nazionale, quindi è una modalità anche per valutare la prevalenza e come serpeggia appunto, come cammina il virus nella popolazione scolastica. 13:27, c'è ancora tempo per parlare di scuola ma sotto un altro punto di vista. Ci spostiamo nel Bassanese, a Rossano Veneto per la precisione, perché nella scuola media di Rossano Veneto l'anno prossimo partirà un nuovo sistema didattico che ricorderà molto da vicino i college americani. Dal prossimo anno scolastico la scuola media di Rossano Veneto metterà in atto una nuova metodologia didattica. Questa metodologia si chiama DADA, didattica per ambienti di apprendimento. Prevede che siano i ragazzi ad essere protagonisti dello spazio della scuola, che viene a diventare uno spazio apprenditivo. I docenti, a ciascun docente, al massimo a 2 docenti, verranno affidate delle aule tematiche che potranno personalizzare per presentare le discipline nel modo più innovativo e più adeguato possibile. È una metodologia di tipo particolarmente innovativo. E a proposito, da lunedì 22 novembre in via sperimentale si proverà questa tipologia di didattica tutta all'americana. Lunedì è una data importante per noi, è il momento in cui facciamo confluire le energie di 2 anni di pensiero.
Partiamo con i ragazzi per 15 giorni, 2 settimane di sperimentazione di metodo DADA per poter valutare eventuali problematiche di tipo logistico e organizzativo da risolvere in previsione della partenza definitiva del prossimo anno. C'è ancora il tempo prima di salutarci per parlare comunque in qualche modo di Natale, Natale che si avvia nel comune di Venezia con il taglio del nastro per la pista di pattinaggio su ghiaccio che c'è a Marghera. Taglio del nastro per la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio a Marghera. Natale è sempre più vicino e la città si sta organizzando per renderlo unico. Bambini amanti delle attività sportive potranno scegliere di pattinare sulle piste di ghiaccio a Venezia, Mestre e Marghera. In piazza Mercato a Marghera tutto è pronto. In piazza Ferretto a Mestre invece si pattinerà da sabato 27 novembre al 9 gennaio. Mentre a Venezia, in campo San Polo, la pista aprirà sabato 4 dicembre per chiudersi martedì grasso 1 marzo, includendo l'intero periodo di carnevale. Oggi la inauguriamo ufficialmente, ma già da qualche giorno è piena di bambini e famiglie che la utilizzano per pattinare. Marghera in questo caso parte per prima, a breve arriveranno quelle nelle altre piazze della nostra città per poter dare la possibilità a chiunque di pattinare sul ghiaccio, vedere le bellissime luminarie, ascoltare un po' di musica e stare insieme. Sarà un Natale veramente meraviglioso per la nostra città in termini di allestimenti, luminarie, alberi un po' ovunque. Natale ricco di appuntamenti. Per l'occasione i musei resteranno aperti, confermati i tradizionali concerti natalizi nella Basilica di San Marco e nel Duomo di Mestre, spazio anche per gli acquisti natalizi con i mercatini di Natale in campo San Maurizio, in piazza Ferretto e in via Poerio. Con un po' di ottimismo, insomma, e di speranza perché il Natale sia davvero completo e, perché no, anche sportivo con le piste del ghiaccio. Ecco, chiudiamo così con un filo di speranza, naturalmente su tutti i dati riguardanti la pandemia, ma anche su tutte le altre notizie di quest'oggi. Gli approfondimenti ci saranno e ci saranno nel corso dei nostri telegiornali. Vi invito intanto con un augurio di buon pranzo a trascorrere le prossime ore. Poi vi invito a rimanere comunque con noi nel pomeriggio fino all'arrivo dei nostri telegiornali per fare il quadro della situazione nel nostro territorio. Intanto grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.